Torpea Giovanni ha la parola e un po'... Francesco, non Giovanni. Scusi, Torpea Francesco, e per favore un po' d'attenzione. Può parlare. Presidente, lei alcune udienze fa ha detto qui tramite l'Aula che chi voleva presenziare a Torino doveva dare il nominativo, penso, presso la matricola. Per me personalmente sono stato in matricola e non mi ha accettato il mio nominativo perché non ha nessuna ordinanza e nessuna autorizzazione della Corte. Quindi non so a chi dovevo rivolgere. Se lei manda una sua autorizzazione alla matricola al fine di prendere il nominativo... È vero, non ci ho pensato. Lo faremo, questo lo faremo, presente, non per altro. lo faremo al più presto. Perché il tempo penso che sia ormai vicino. Va bene? Grazie, buongiorno. A lei. Testimoni oggi nell'elenco e i testimoni presenti chi sono? Dovrebbero essere il capitano Lippiello, il dottor Vincenzo Roca e il maresciallo Giovanni Grasso. Erano in lista anche il signor Mori Alberto e il capitano Cincotta Angelo, ma credo che non siano presenti. Vogliamo introdurre il primo? Il primo è il capitano Lippiello. Presidente, nel frattempo, se consente, i pubblici ministeri chiedono l'acquisizione dei verbali e le dichiarazioni rese da Schettino Michele, coimputato di reato connesso, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, e il riferimento alle dichiarazioni del 27 settembre 93 e del 26 giugno 1991. Se non ci sono osservazioni possiamo ammettere senz'altro al verbale i verbali di dichiarazioni indicate dal pubblico ministero. Diamo atto della presenza dell'avvocato Napoli. Si accomodi, si sieda, capitano. Le sue generalità per il verbale: nome, cognome, luogo, data di nascita, il grado lo conosciamo, e la sede del suo servizio. Lippiello Michele, sono un capitano dei Carabinieri, nato a Nola il 15/5/64, comando attualmente la compagnia di Guastalla. Ascolti le domande del pubblico ministero e risponda parlando vicino al microfono, grazie. E la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Non so niente. Capitano, lei Sì. è stato delegato per il compimento di atti specifici in relazione all'incendio che distrusse la villa di Baudo Giuseppe? Sì, qualcuno. Ci può indicare che tipo di attività ha svolto? Allora, quel tempo, in quel periodo, era il 91, comandavo interinalmente il nucleo e su disposizione della magistratura avevamo la facoltà dovevamo sequestrare 5 videocassette concernenti 2 trasmissioni fine ottobre, inizio novembre di Domenica In e un'altra su Samarcanda di Rai 3. Io parlai con la stazione di Roma per far materialmente sequestrare queste cassette e poi ho inviato un mio sottufficiale a ritirare le 5 videocassette. E lei conosce il contenuto di quelle videocassette? No, mi sono limitato a inviare il maresciallo e
e consegnare alla magistratura le cassette. Ci può indicare esattamente quali erano le trasmissioni, i giorni in cui furono fatte le trasmissioni relative alle cassette sequestrate? Sì. Riguardavano 2 di Domenica In del 27 ottobre del 91, altre 2 cassette del 3 novembre del mese successivo, del 91 sempre, e una di Samarcanda, Rai 3. Lei? Sì. Sì, prego, capitano. No, sapevo che era concernente ad alcune trasmissioni condotte da Giuseppe Baudo. E per quanto riguarda invece Samarcanda? Era una trasmissione concernente su Libero Grassi. Un po' di silenzio in aula, per favore. Lei sa se alla trasmissione di Samarcanda ebbe a partecipare il Baudo? No, non ho visto queste cassette. Lei conosce le ragioni o comunque le furono specificate in un atto di delega le ragioni che portarono al sequestro di cui ha detto, capitano? Precisamente no. So che l'input era stato dato in base a delle dichiarazioni lasciate al giudice, dottor Puleio, da Giuseppe Baudo, però precise no, non ne sono a conoscenza. Finito, Presidente. Ci sono domande? Può andare, capitano. Grazie. Il dottor Roca. E la linea alla quinta cella alla mia destra, per favore, la regia. Signor Presidente, scusi, io ero interessato al discorso della transizione perché era fatto la vita di Baudo, però mi sembra che non era citato da nostro giorno, ora essendo che il mio avvocato non è presente, cioè io vorrei almeno che lei già faccia il numero del giornatorio. Perché era citato per la cosa assorta e poi per giovedì, no? Quando ci sarà prego. Era stato regolarmente citato il programma. Sì, era stato annunciato, quindi dovrà essere il difensore a indicare eventuali esigenze della difesa. Si dovrebbe recitare se si riconoscerà la necessità. Qua il discorso è di necessità ormai più, non di cortesia, diciamo, ecco. Era citato per oggi, era stato messo nel programma. Si accomodi. Si sieda. Le sue generalità per il verbale, per favore. Vincenzo Roca, Più vicino al microfono. Nacque a Salerno 11/10/1952. E dove risiede? Caserta. Va bene? Vuole leggere la dichiarazione di assunzione di responsabilità? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pubblico Ministero? Dottor Roca, per quanto tempo ha diretto la squadra mobile della Questura di Catania? Giugno 91, settembre 92. Nel periodo in cui lei ha diretto la squadra mobile di Catania ha avuto modo di occuparsi di indagini relative agli incendi dei magazzini stand? In via indiretta, l'incendio si verificò nel gennaio 90, non ero ancora dirigente della mobile, tuttavia durante il periodo della mia direzione sul giornale di Sicilia
in verità noi avevamo già attenzionato questi grandi fenomeni criminosi che avevano interessato la città di Catania anche precedenti alla mia venuta qui a Catania, però in particolare lo spunto fu preso da un articolo comparso sul giornale La Sicilia a firma di Salvo Bella, dove in sostanza si ventilava un'interferenza mafiosa su questi fatti criminosi che avevano interessato la Standa. Da lì iniziò un'indagine conoscitiva per fare un po' uno spaccato sulla situazione anche con riferimento a quelle notizie giornalistiche. In particolare Salvo Bella ipotizzava una mancata apertura della Standa di via Etnea distrutta dall'incendio, un ridimensionamento dell'attività della Standa di piazza Risorgimento e una chiusura della Standa di piazza Cavour. Per cui sentimmo alcune persone, il responsabile di zona della Standa Rotolo Francesco, il geometra che stava, ecco, sentimmo un po' di persone per vedere un po' se si riusciva ancora a ricostruire anche investigativamente i motivi per i quali a suo tempo era stata distrutta la Standa e soprattutto che cosa stava avvenendo per episodi che avevano interessato comunque il gruppo, piccoli incendi e altro, insomma, che erano abbastanza ricorrenti. L'esito di queste investigazioni, almeno per quelle che ha curato lei? Ho riferito con un'informativa di reato, con due informative di reato, una prima che fu immediata, di poco successivo all'articolo di stampa, e un'altra successiva dove fu un'integrazione dalla prima informativa, dove chiarimmo un po' le varie cose, le notizie che avevamo acquisito. Quindi insomma, per esempio per via Etnea ci fu confermato ai responsabili che volevano aprire la Standa, per piazza Risorgimento. Mi scusi, che significa volevano riaprire la Standa dopo l'incendio? Sì, in sostanza era stato ventilato che la Standa di via Etnea non riapriva più perché era previsto la riapertura a gennaio dell'anno in cui iniziò l'investigazione, invece c'era stato un ritardo. Sentimmo appunto il responsabile e anche il geometra che stava provvedendo a fare i lavori. Il responsabile disse che rimaneva negli intendimenti dell'azienda riaprire la Standa, il geometra disse che il ritardo era dovuto a dei lavori di adeguamento delle strutture, in particolare degli impianti di sollevamento. Per cui in sostanza almeno in quell'occasione non disse che c'erano altri motivi per i quali la Standa di via Etnea non riapriva. Per quanto riguarda invece quella di piazza Risorgimento, lì si parlava di un ridimensionamento delle attività. Ci fu detto che invece non si trattava di un ridimensionamento ma di un ridimensionamento, bensì che non volevano cimentarsi nel settore della vendita delle carni se non dei pollami, quindi in sostanza non è che ci diedero conferma di questa volontà di ridimensionare. Invece per piazza Cavour c'era stato un altro problema, uno sfratto Forse per piazza... alzare il microfono. Per piazza Cavour c'era stato uno sfratto di una società che si era costituita proprio in previsione di creare un supermercato al posto della Standa, però poi ci fu un'intesa, ci fu un adeguamento del canone che da 80 passò a 240 milioni, anche piazza Cavour almeno doveva rientrare un po' nella normalità, quindi le indagini non evidenziarono particolari situazioni da tenere sotto controllo. Quindi, cioè, in definitiva non avete indagato sulle cause dell'incendio, quanto piuttosto su delle situazioni contingenti che riguardavano le tre filiali, cioè quella di via Etnea, quella di piazza Risorgimento e quella di piazza Cavour, mi pare di capire. Esatto, non sull'incendio che era avvenuto un anno e mezzo prima e le indagini al suo tempo non consentirono di individuare gli autori. Anche se l'origine dolosa era nota perché fu trovata proprio una tanica con una sostanza infiammabile, quindi la dolosità era certa, gli autori allora non furono individuati. Lei ricorda quella tanica dove fu trovata? Guardi, non ero dirigente della Mobile allora, però ecco, fu trovata di poco all'esterno per aver letto gli atti a suo tempo, perché fu proprio un equipaggio della Mobile che la rinvenne già quando le fiamme si erano sprigionate nell'esercizio, ecco, però a quel tempo, come ho detto poc'anzi, non ero dirigente della Mobile. E in merito alla società proprietaria dei locali di piazza Cavour sono emersi elementi particolari?
diciamo particolari, in sostanza erano le persone, due avevano di cognome Lanzafame, di cui uno Francesco, e poi c'era un altro personaggio Montalbano. Questo Montalbano era stato un dipendente Standa di Giarre, e poi anche i Lanzafame avevamo fatto anche un controllo sulla loro possibilità economiche. Le dichiarazioni di redditi degli anni precedenti erano molto scarse, di pochi milioni, quindi in sostanza aveva una disponibilità economica che non emergeva dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, anche se poi avevano delle proprietà immobiliari. Però ripeto, non emessero situazioni particolari, se non questa che loro avevano acquistato questo terreno, l'avevano fittato e adesso volevano di nuovo ritornare nella proprietà di quel manufatto e creare ad hoc una società che si chiamava Supermercati Cavour, proprio per sostituirsi all'attività della Standa. Poi, ripeto, si misero d'accordo, almeno queste furono le dichiarazioni, adeguando il canone di fitto che fu triplicato, ecco, non è che fu un incremento basso, insomma, da 80 a 240 milioni. Dottore, lei si è occupato di un controllo effettuato all'interno del ristorante La Pergola di Santa Venerina? Sì. Esattamente, è una delle ultime operazioni che ho fatto durante la permanenza a Catania. Partì in relazione a una notizia confidenziale nata all'interno, cioè meglio, fu un poliziotto che portò questa notizia acquisita da persone a noi non conosciute, che Filoramo Franco, che aveva sposato Santa Paola Anna Piera, sorella allora del latitante Santa Paola, festeggiavano i 25 anni di matrimonio in questo ristorante, appunto di Santa Venerina, ristorante La Pergola. Per cui facemmo un'irruzione intorno alle ore 14, 14:30, chiudendo gli accessi così, nella speranza di poter rintracciare il noto latitante. Ricorda l'epoca, dottore? Prego? L'epoca di questo... Sì, 16 agosto 1992, sì. Domenica se non vado errato, era un festivo. E cosa avete accertato in quell'occasione? Ecco, il latitante ovviamente non fu trovato, però identificammo le persone e riscontrammo l'identità di alcuni soggetti, perché comunque le foto di Santa Paola che avevamo disponibili erano molto remote. Quindi per alcuni soggetti in verità facemmo anche un riscontro non noti, non conosciuti, o che comunque i cui documenti davano adito a qualche sospetto sulla autenticità, si provvide a un riscontro dell'identità. Per gli altri ci limitammo a un'identificazione, per cui anche nell'ottica di personaggi che potevano ritornare utili per indagini anche in atto, alcune, perché comunque erano persone vicino a quel gruppo e a quei personaggi, ecco, quindi abbiamo identificati per questi due motivi. Ricorda in particolare alcuni dei nominativi che poi sono emersi anche nel corso di ulteriori indagini della squadra mobile o comunque di altre forze di polizia? Lei può consultare gli atti a sua firma se... avendoli letto, ecco, riesco ad avere un ricordo abbastanza preciso. Diciamo che noi abbiamo seguito un'ottica allora, innanzitutto di riferire in tempi rapidi all'autorità giudiziaria per l'intervento, per cui l'informativa fu di poco successiva all'intervento. In quell'occasione informativa redatta congiuntamente da noi e dalla Criminal Poll, per alcune persone identificate, per alcuni soggetti identificati, che secondo noi per l'attività che svolgevano ci poteva essere un collegamento con i gruppi anche come fiancheggiatori, come attività di supporto all'attività del gruppo mafioso, immediatamente nella stessa informativa abbiamo indicato il tipo di attività. Per altri soggetti invece è stato fatto successivamente. Quindi dei soggetti che io ricordo perché ci rimase impresso, insomma, tenuto conto che comunque una latitanza e un'attività di gruppo deve necessariamente trovare dei fiancheggiatori nel sostrato sociale, anche di persone che notoriamente godono anche di buona considerazione. Quindi notammo la presenza di alcuni personaggi, innanzitutto il tecnico SIP di Gravina, Romeo Riccardo, se non vado errato, che
comunque sta nell'ambito della SIP e per noi poteva costituire una spina nel fianco per eventuali richieste di intercettazione. Conte Attilio, che era un impiegato del comune e si occupava dei servizi cimiteriali. Tomaselli Giuseppe, che era titolare di un garage che stava a Largo Paesiello, il garage si chiamava Centrale, che comunque insomma una persona che poteva essere utile al gruppo. Poi c'era un personaggio palermitano che ci rimase impresso, perché la presenza di un palermitano, siccome dalle attività investigative svolte anche nel passato emergevano dei contatti, soprattutto il gruppo di Santa Paola con la mafia palermitana, ci rimase impresse e quindi lo indicammo in questa informativa. Fu indicata anche la presenza di questo Landi Antonino, che era uno dei soci della ditta Lex, che era una ditta che si occupava di lavori di pulizia, era una cooperativa che si occupava di lavori di pulizia. Poi c'erano in verità anche altri personaggi che potevano essere di interesse, il titolare per esempio del calzaturificio Isola, che era un tale Sciuto Carmelo, quindi anche altri. Questo, ripeto, le emergenze immediate, noi questa informativa la facemmo il giorno successivo. Così per esempio c'era un Patenè Lucio che era titolare di una tipografia, quindi sempre nell'ottica di una persona che poteva essere utile al gruppo. Invece per altri personaggi furono fatte anche investigazioni successive, di cui così ho notizia in diretta, tipo Fallica Rosario, che era di Paternò e gestiva una gioielleria. Però io andai via dalla squadra mobile di Catania dopo una ventina di giorni e ovviamente delle risultanze degli ulteriori accertamenti su tutti gli altri personaggi ho notizie indirette o così personali, ma non immediate come attività investigativa da me svolta. Sul Fallica risulta cioè che era titolare di un... Ecco, ripeto, accertamenti fatti successivamente, però era titolare di una gioielleria di Paternò, insomma, quindi così so che in altre investigazioni emerse, non da me fatte, che era poi vicino a un gruppo malavitoso storico catanese che era quello dei Ferrera, però ripeto furono indagini non immediate fatte in epoca successiva, di cui ho notizia occasionale, così per essermi poi interessato di fatti catanesi solo per aver diretto la mobile. Per quanto riguarda Filoromo Francesco, è in grado di dire che attività svolgesse il Filoromo? No, al momento guardi, non ho ricordo dell'attività che svolgesse quel personaggio, ecco. Né la moglie del Filoromo? No, non mi pare, la moglie non svolgesse attività lavorativa, ecco, però non vorrei dire imprecisioni perché sì, non ho ricordi. Dottore, se ricorda l'epoca dei danneggiamenti alle filiali stand, in particolare quella di Piazza Risorgimento e di Piazza Cavour? Ci furono degli episodi di presenza di ordigni giantiari, furono fatte delle informative, però ecco dei ricordi sfumati. In questo momento, se c'è bisogno di qualche notizia più specifica, dovrei consultare degli atti. Se il Presidente l'autorizza... Glieli faccia avere. Se glieli fa avere. Gli atti penso che siano gli stessi a cui lei si è riferito, dottore. La nostra attività... Lei ha citato poc'anzi il danneggiamento alla standa di Piazza Risorgimento. Sì, erano piccoli danneggiamenti, non ricordavi i periodi, ecco, se lei voleva dei dettagli e non poteva entrare nei non dettagli. Non ricorda approssimativamente il periodo neanche, se era molto tempo prima o dopo? No, i danneggiamenti furono contestuali poco prima dell'incendio del 90, poi diciamo c'erano dei periodici danneggiamenti, ma diciamo quelli di maggiore interesse furono poco prima dell'incendio del 90, del 18 gennaio 90 e poco dopo, ecco, furono in quel contesto questi episodi
di danneggiamento. Invece l'indagine fu fatta, ripeto, in relazione a notizie giornalistiche, non preso lo spunto da un ulteriore episodio di danneggiamento. Non ho altre domande, Presidente. Contraesame? Avvocato Gulisano, difensore di Tomaselli Giuseppe. Dottore Roca, lei poco fa ha detto che tra i personaggi che avete incontrato nel ristorante La Pergola ce n'erano alcuni che destarono i vostri sospetti. Tra questi il Tomaselli Giuseppe, lei testualmente ha detto che poteva essere personaggio che poteva essere utile al gruppo in quanto titolare del garage centrale. Se ci vuole chiarire questo particolare. La disponibilità comunque di mezzi, la possibilità di procurare auto per eventuali azioni criminose che comunque non erano esposte, intrattenerle, in verità ci potevano essere comunque aspetti di interesse. Ma questa è una sua illazione oppure lei aveva condotto indagini su Tomaselli Giuseppe sul garage centrale? No, io ipotesi investigative nostre al momento personalmente, ripeto, poi l'informativa non fu redatta solo da me, congiuntamente anche dalla Crimiapol, per cui insomma noi ci limitiamo a indicare con un flash l'attività del soggetto. Infatti nell'informativa non si facevano ipotesi, si indicarono semplicemente quelle che erano le attività di questi soggetti anche a futura memoria e per indagini che poi potevano essere avviate, alcune sì, anche lei dopo poco che andai dalla scuola, insomma da quella data sono stato trasferito, quindi sono rimasto un'altra decina di giorni virtualmente, insomma. Dobbiamo quindi ritenere che sulla base di queste sue considerazioni l'essere stato titolare di un garage poteva diventare elemento indiziante? No, è un elemento utile per spunti investigativi, sto dicendo, per quanto mi riguarda, è un elemento di attenzione per uno spunto investigativo. Senz'altro, non c'erano altri elementi che potessero destare i sospetti degli investigatori? Al momento è conosciuti da me, no, al momento è conosciuti da me, però ripeto, noi ci avvaliamo anche dell'attività di altri investigatori e della Crimiapol della squadra mobile e quindi nello sviluppo successivo ognuno avrebbe portato un contributo per corroborare questa ipotesi con elementi di fatto, quindi quello era l'inizio di un'investigazione, non era la conclusione di un'investigazione. È emerso qualcosa a carico di Tomaselli Giuseppe in relazione all'essere titolare di un garage? Ripeto, l'intervento sono fatti il 16, l'informativa è stata redatta il 17, io sono andato lì dopo qualche giorno, è evidente che io personalmente non posso dire se sono messi, però da lì è partito comunque un'attenzione degli investigatori di cui non so nemmeno i risultati. Allora, per quello che consta a lei, sono informative redatte il giorno dopo e si limitò ad indicare solo determinate attività che per noi potevano essere significative e la presenza di personaggi che poteva essere significativa. Quindi una mera ipotesi investigativa. Al momento sì. Lei può riferire alla Corte sulla ubicazione del garage centrale di proprietà del Tomaselli Giuseppe? Sa dove si trova? Non l'ho visto io personalmente, so che è a Largo Paesiello, però non ho fatto un sopralluogo. Quindi è a Largo Paesiello, in zona centrale. È distante da un commissariato di polizia il garage? Personalmente non ho fatto un sopralluogo, ripeto, noi ci siamo limitati. Scusi, dottore. Del supporto investigativo di collaboratori, questo è quello il titolare, non è che l'ho conosciuto da me personalmente, ogni nostro... Qualcuno disse, va benissimo. Il titolare di quel garage, insomma, questo è utile, non personalmente altro, poi ci indaghiamo sopra, ecco, questo fu la logica. Quindi lei poi successivamente non ha partecipato ad attività di indagine, benissimo. Io le chiedo, lei era capo della mobile, sa se nei pressi del garage centrale esisteva, è esistito mai un commissariato della Polizia di Stato? Posso supporre che... No, lei non deve supporre, lei deve rispondere per quello che sa. Sopralluogo, se stava proprio lì, se era nello stesso stabile, se era... non ho fatto un sopralluogo. Quindi lei, nonostante fosse capo della mobile, non sa se nei pressi del garage esisteva un commissariato di polizia. Non ho fatto il sopralluogo per un posto di pubblicazione. Scusi dottore, io non le dico del sopralluogo, le dico nella sua qualità di capo della squadra mobile. Commissariato centrale. Oh, benissimo, e questo deve riferire alla Corte.
questo volevo dire, non ho visto gli... Ma io non le ho chiesto se lei ha fatto il sopralluogo, io le ho chiesto se le risulta che nei pressi, poco distante dal garage, esiste un commissariato. Scusi, ha già risposto il test che conosce. Scusi, dottore Bertone, io non sto tormentando il test, io sto facendo perché desidero che il test risponda chiaramente alla mia domanda. Non gli ho chiesto se ha fatto un sopralluogo. Non so, ha sentito che risposto, dottore Bertone? Io soltanto per... Altre domande, avvocato? Sì, signore. Ma era uno dei motivi anche del sospetto, proprio la presenza di questa struttura nostra nei pressi, e vuol dire tutto qui, insomma, vuol dire personalmente non ho fatto un sopralluogo, questo... Nella sua qualità di funzionario di polizia, le risulta che questo tipo di garage aperti al pubblico sono sottoposti assiduamente a controlli di polizia? Come tutte le strutture sottoposte al controllo da parte dell'inchiesta, sono sottoposti al testo delle leggi di pubblica sicurezza. Certo. Ma è la presenza che rendeva il soggetto comunque da attenzionare, proprio perché svolgeva un'attività sottoposta al controllo di polizia per ubicazione. Avete mai fatto degli accessi nel garage del signor Tomaselli a seguito di questo vostro sospetto per verificare se per caso ci fossero state ricoverate autovetture sospette nel garage? Beh, come dicevo, io sono arrivato poco tempo, per cui un'attività che sarebbe stata messa in cantiere e ma personalmente non ho dato disposizioni, anche perché, ripeto, tenga conto che sono arrivato pochissimo tempo e comunque in quel periodo ho cercato di chiudere le attività investigative in atto e queste sono state lasciate ai successori o alla criminal call. Da quello che risulta a lei? Ecco, personalmente non risulta? No. Il Tomaselli era in possesso di regolare licenza di polizia per gestire quel garage? Necessariamente doveva essere in possesso di licenza di polizia, se non vado errato, non vorrei sbagliare, ma c'era anche un porto d'arma, se non vado errato, non vorrei sbagliare. Sì, un'ultima domanda. Vi risulta per attività pregressa che il Tomaselli avesse mai destato sospetti nelle forze di polizia? Io devo parlare sempre di mia conoscenza diretta. Sempre di sua conoscenza? Ho diretto per un breve periodo, ecco, però il fatto stesso che è stato indicato nell'ambito ed è stato sospetto la sua presenza, eccetera, ecco, non risultava di investigazioni pregresse, però sicuramente era significativo quell'episodio. Tra le persone che parteciparono ai festeggiamenti della coppia Fillorono-Santa Paola, voi avete accertato se c'erano personaggi che per l'attività svolta non fossero importanti ai fini investigativi? Ma i parenti necessariamente dovrebbero partecipare. E altri amici? Altre persone, ripeto, indagini, io parlo sempre che noi abbiamo fatto l'informativo il giorno seguente, per cui un'informativa del giorno seguente necessariamente doveva evidenziare i personaggi che al momento potevano risultare interessanti sotto l'aspetto di una indagine. Per gli altri personaggi, i parenti sono esclusi perché la loro presenza era ovvia. A parte i parenti. Personaggi, sia noi della criminal call, siamo rimasti in tesa che si sarebbe svolta un'attività su di loro per vedere se la loro presenza era legittimata, però ripeto saranno episodi e indagini fatte sicuramente successivamente, perché quell'informativa fu preliminare di comunicare il fatto, però è evidente che dietro o dopo questa comunicazione doveva necessariamente essere svolta un'attività di ricerca, per cui se un personaggio poi emergeva anche in altre indagini pregresse, l'attenzione si puntava su di lui. E se c'erano rapporti di amicizia tra gli invitati e gli anfitrioni, voi non l'avete mai accertato? Non so, io penso che l'informativo fatto in giorno successivo era un po' problematico. Bisogna vedere, voglio dire, una frequentazione può essere, una era di fronte, abitava di fronte e allora la sua presenza poteva essere legittimata, oppure altri fatti che potevano, dipende, ecco, sono attività investigative che poi possono dire se la presenza era per familiarità, per amicizia oppure per fatti diversi.
Al momento le nostre informative devono essere per forza sintetiche, infatti ripeto, nessuna ipotesi fu fatta investigativa, ci si limitò a indicare la presenza di questi personaggi che ci sembravano meritevoli di attenzione per la loro attività e per la loro presenza, insomma, ecco. Ho finito, grazie. Presidente, una domanda. Avvocato Napoli. Sì, Presidente. Senta, dottor Roca, nel corso di questa vostra visita al ristorante La Pergola, sempre, avete rintracciato altri ricercati al di là del Santa Paola Benedetto? In quell'occasione, sì. No, l'operazione dietro l'esito negativo per quanto riguarda la presenza e del latitante Santa Paola, per il quale fu progettata ed eseguita l'operazione, e per gli altri latitanti, non di esito positivo. Un'altra domanda. Avete accertato se fra gli ospiti vi fossero dei pregiudicati? Le persone furono tutte quante identificate al momento, poi ovviamente sarebbero stati effettuati dei riscontri al CED con i loro nominativi e quindi solo se ci fossero stati precedenti penali di interesse. Ripeto, al momento quando fu redatta l'informativa il riscontro del CED non era stato ancora completato, al momento però per soggetti non noti si è proceduto al riscontro. Soggetti particolari non ricordo, se non quelli noti, la presenza di Romano, eccetera, di altri, però ecco, non ho ricordi particolari di personaggi che avevano dei precedenti veramente molto significativi, se non quelli già conosciuti. Grazie. Dottore Roca, lei poco fa ha parlato del rinvenimento, a proposito dell'incendio Stando, del rinvenimento di una tanica. No, mi pare che non procedette lei a questo rinvenimento. Lo specificavo, Sì. Così, c'è un dirigente di una mobile proprio me che non è lo siciliano, quando ha coperto una serie di atti relativi anche a episodi pregressi, informativi di reato, e l'incendio della Stando era sicuramente significativo. Quindi lei ha letto una relazione di servizio che parlava del rinvenimento di una tanica? Sì, di una tanica con sostanze infiammabili, quindi anche dagli atti della scientifica. No, purtroppo gli atti della scientifica risultano. Vabbè, ricorda i nomi, è difficile credo. Però... No, assolutamente, guarda, solo l'episodio. Perché era di origine dolosa, non era un incendio, perché molte volte per degli incendi c'era il sospetto se era doloso, accidentale o altro. Sì, questa è la vostra ipotesi, che fosse un incendio doloso, fu legata al rinvenimento di questa tanica con... E altri sì. Che io personalmente non ho conoscenza. Senta, e ricorda se la tanica era descritta soprattutto come quantità, cioè che tipo di... se fosse di 5, 10, 20, 30 litri, non credo ci sia... Dovrei riferire su un'attività svolta un anno e mezzo. Non lo ricorda. E su un atto redatto da un dipendente che forse almeno conosco. A me interessava il fatto storico, l'incendio era doloso e null'altro. Grazie, non ho altre domande. Avvocato Calì. Dottore Roca, lei per ragione del suo ufficio ricorda di avere diretto o coordinato indagini nei confronti di Tomaselli Antonio? Non so se ci ho svolto indagini nei confronti di Tomaselli. Al momento tenga conto che ho diretto la squadra mobile a settembre 92, poi andare alla criminal, adesso sono 3 anni che non ho un gruppo di criminalità. Tomaselli ha anche un nome diffuso qui, non so, non saprei rispondere. Se ci sono degli atti a mia firma li dovrei consultare e poi posso dare una risposta. Ecco, ma sulla scorta di quella che è la sua memoria di operatore e funzionario di polizia, il cognome Tomaselli e il nome di battesimo Antonio, le ricorda qualche attività di indagine o no? Guardi, Tomaselli, non so, ecco, se una data di nascita è episodio criminoso potrei dare una risposta più articolata, se lei mi dà altri elementi per aiutare il ricordo. È un cognome Tomaselli, cioè voglio dire Antonio è un nome di battesimo diffuso in Italia, così in particolare lei mi fa riferimento a quale persona, a quale personaggio, potrei dare una risposta un po' più articolata. Non ho altre domande, grazie. Pubblico Ministero?
Possiamo licenziare il teste? Può andare, dottore, grazie. Si accomodi. Non è che ci pensano i 9 di mattina a questi problemi. L'ultimo minuto. Si sieda. Le sue generalità per il verbale, per favore. Grazie Giovanni, nato da Cereale, il 17/11/1955. Il suo grado? Maresciallo, addetto al nucleo operativo del comando provinciale di Catania. Lui mi pare che è stato già qui a testimoniare la prima volta, vero maresciallo? Comunque, rilegga la formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pubblico ministero. Sì. Maresciallo, lei ha svolto attività investigative in relazione all'incendio Sigros? Sì. Ci può dire esattamente quali? Sì. Io ho fatto, in ordine all'indagine sull'incendio Sigros, 2 servizi di osservazione e pedinamento nei confronti di Schettino Michele e Morelli. Ci può riferire in merito, maresciallo? Sì, ho fatto un primo servizio, l'ho fatto il 19 e il 20 di febbraio del 1991 a Roma, presso l'hotel Flora, ove era alloggiato il generale Schettino. In quell'occasione ebbi modo di notare il giorno 19 un incontro tra Schettino e il generale Licata Serafino, incontro che durò dalle ore 10:30 sino alle ore 12:30. Invece il giorno successivo, cioè il 20, il generale Schettino si incontrò con una persona, con un individuo che giunse in albergo a bordo di una lanciatema e poi con la stessa lanciatema si allontanò. Siamo sempre a Roma? Siamo sempre a Roma. E poi per poterlo identificare, per stabilire chi fosse, chiese l'intervento di una pattuglia del nucleo automobile di Roma, il quale accertò che si trattava di un funzionario, di un dirigente della Rinascente. Un altro servizio l'ho fatto invece, sempre di osservazione e pedinamento in Catania, il 10 di aprile del 1991. In quell'occasione questo servizio venne eseguito all'aeroporto, iniziò all'aeroporto di Catania Fontana Rossa. In quella circostanza il generale Schettino atterrò a bordo di un aereo privato ed era assieme ad altri 5 individui. E questi, dopo aver ultimato le operazioni di arrivo presso la zona doganale, presero posto a bordo di 2 lanciateme e una croma e si diressero verso all'hotel Sheraton di Catania. E qui vi rimasero fino intorno alle ore 20. Successivamente arrivò un altro individuo, una persona sui 70 anni,
sui 70 anni, mi sembra che era un po' biondino. Si incontrò con i signori che erano arrivati dal nord e poi assieme a questi si portarono in via Artalagona al civico, mi sembra 36, all'8° piano del civico 36. Maresciallo, questi servizi di appostamento, pedinamento, da cosa scaturirono? Questi servizi scaturirono da una serie di conversazioni telefoniche che erano intercorse tra Schettino e Morelli. Devo precisare in merito che l'indagine è stata subito diretta e coordinata dal dottor Felice Lima, il quale dava di volta in volta delle disposizioni. E infatti è stato proprio il dottor Felice Lima che diede a noi l'incarico di eseguire dei servizi di intercettazione telefonica su Schettino e su Morelli. E allora, per controllare più da vicino i movimenti di questi signori, venivano eseguiti dei servizi di osservazione e pedinamento, perché si cercava di stabilire se queste persone, cioè Schettino e Morelli, essendo responsabili della sicurezza dei Sigros, venivano avvicinati o comunque avessero avuto dei contatti con persone pregiudicate, in modo da stabilire tramite queste l'area criminale in cui era maturato l'episodio delinquenziale. Lei sa, Maresciallo, o comunque ha compiuto accertamenti in merito al mezzo utilizzato dal generale Schettino per giungere a Catania? Nella relazione di servizio abbiamo parlato che il generale Schettino giungeva in Catania a bordo di un aereo privato di proprietà della Fiat Rinascente. Questo particolare è stato messo perché emergeva da una conversazione telefonica intercorsa tra Schettino e Morelli il giorno 5 aprile nel corso della telefonata delle ore 12:58. E allora è laddove lo Schettino faceva presente al Morelli che si portava a Catania per avere dei contatti con altri signori, non so, altri dirigenti, e che infatti giungeva in Catania con un aereo della Fiat. Allora, prendendo questo particolare, l'abbiamo inserito nella relazione di servizio. Voi avete identificato il personaggio di circa 70 anni di cui parlava poc'anzi? No, non l'abbiamo identificato, non l'abbiamo identificato, cioè determinati accertamenti non l'abbiamo fatto proprio per non compromettere le indagini, perché il nostro scopo era quello di vedere se il Morelli e lo Schettino avessero avuto dei contatti con persone pregiudicate. E accertamenti in merito al luogo dove si sono recati, cioè all'8° piano di quell'immobile in viale Altare d'Alagona, mi è sembrato che abbia detto. Sì, l'abbiamo fatto che in quell'appartamento abitavano 3 famiglie che adesso non ricordo chi sono. Chi siano. Finito per il momento, Presidente. Controesame? Nessuna domanda? Possiamo licenziare il testo? Può andare, Maresciallo, grazie. Finito? Il programma. Se non ci sono altri interventi, altri problemi, possiamo anche sospendere l'udienza. Solo vorrei raccomandare al pubblico ministero di cercare di nutrire meglio, di rimpolpare i suoi programmi. Una raccomandazione diversa. Noi pensavamo appunto che con i 5 testi, dato il fatto che oggi pomeriggio si teneva l'altro processo, si potesse saturare l'udienza, invece ci siamo sbagliati. Va bene così. Allora il processo viene rinviato a domani, ore 9:30 e seguenti. Presidente, scusi, si può sapere il programma, dico anche gli orari dell'audizione dei testimoni domani?
se possibile, anche perché dico, ci sono stati dei problemi che ci hanno segnalato la Procura. Guardi, Sì. gli orari è difficile dirli. Noi abbiamo fatto citazioni per la mattina perché non sappiamo, anche perché molto spesso non giungono neanche le giustificazioni per l'assenza dei testimoni, quindi non siamo in condizioni di fare un programma, perché non sappiamo chi effettivamente sarà presente. Noi li possiamo indicare quelli citati. Quelli citati, allora, per domani, Aiello Placido Filippo, Faro Salvatore e Castelli Salvatore, imputati in reato connesso. E poi il professor Poli, il dottor Giancarlo Foscale, il dottor Fedele Confalonieri, Marinella Brambilla, il dottor Orlandini, il ragionier Grossi, il dottor Alfredo Messina, il dottor Berlusconi, che non verrà domani per quello che abbiamo saputo oggi, ma dovrebbe venire il giorno nel 30, potrebbe essere disponibile il 30 di gennaio. Presidente, mi scusi, l'audizione del collaboratore Castelli Salvatore potrebbe essere riservata al pomeriggio, così consentendo all'altro difensore interessato, che è l'avvocato Impellizzeri, sostituto del professore Amato, di giungere da Caltanissetta qui? Questo dipende dal pubblico ministero, Dico, dal suo programma, dagli accordi che ha preso, e io cosa vuole che la Corte Certo, no, è disponibile, chiaro, però dico, la Corte dirige il dibattimento, quindi volevo sapere se è possibile, ecco. Compatibilmente ad esigenze di sicurezza, sì, avvocato. Va bene. Allora, nel pomeriggio sentiremo Castelli. Va bene. Ma lo sta dando per certo il pubblico No, l'ha ministero? detto il dottor Marino. No, lo sta dando per certo per il pomeriggio. No. Stiamo parlando di compatibilità, perché non è che noi possiamo sospendere se non abbiamo per la mattina, non abbiamo altri testimoni, noi andiamo avanti con il programma, anche perché stiamo parlando di domani, mi pare, vero? Sì. Faremo la sospensione di un'ora, avvocato, intorno alle 14:30. Sì. Quindi andiamo avanti da quando riusciamo a iniziare, andiamo avanti. La mia richiesta, signor Presidente, era solo quella che, se ci fossero stati altri testi, se potevano sentire altri, e questo Il pubblico ministero l'ha assicurato. Va bene. Allora, ci rivediamo con gli interessati, ci rivediamo alle ore 16 per la trattazione del processo contro Mazzei Santo più 38. Signori, buongiorno.